Michele Trovatore, l'allenatore del Sandrigo, è arrivato in tempo di 2 allenamenti, poi direttamente catapultato in campo a Grosseto, bene per 3 quarti di gara, poi è arrivata una sconfitta per 6-3. Sì, abbiamo fatto 3 quarti di gara buona perché era una questione di lavorare sulle teste di questi ragazzi che hanno le prime difficoltà, si sciolgono. Difatti 40 minuti li abbiamo fatti bene secondo me. Abbiamo provato 2 o 3 azioni in questi 2 allenamenti che abbiamo fatto e li hanno fatti, però dopo le prime difficoltà, un po' di calo fisico e l'abbiamo pagata negli ultimi minuti. Senta, il suo compito è quello di uscire da una situazione inaspettata per il Sandrigo perché la posizione di classifica la dice lunga, quindi cosa si aspetta? Quali sono le prime cose su cui agire su questo gruppo di giocatori tutto sommato diciamo valido per la categoria? Sì, è tutta una questione di testa, è la solita frase fatta, però è veramente così perché si è visto proprio stasera 3-2 a 12 minuti dalla fine e siamo andati 6-3 e non meritavamo di subire un passivo del genere perché i ragazzi hanno giocato bene, però alle prime difficoltà dovranno lavorare su questo aspetto. Allora, in bocca al lupo per il futuro e per la missione che l'aspetta. Va bene, grazie.